Vicepresidente, tra le sue competenze c'è anche la statistica come assessorato, materia trasversale a tutte le attività della Regione del Veneto. Oggi uno studio applicato alla qualità educativa in Veneto. Intanto la cosa importante è che questa materia non nota è la base perché i veneti usino informazioni, usino i dati, capiscono l'evoluzione del Veneto in tutte le materie che in qualche modo hanno un interesse non solo economico ma anche formativo e sociale. Poco nota ma molto utilizzata, attingono alla nostra fonte dati tutti i veneti, le istituzioni, le categorie, oggi la scuola, perché credo che se sai chi sei tu puoi in qualche modo immaginare dove puoi andare e se tu pensi al futuro credo che non hai alternative da sapere su quale basi poggi questa tua possibilità di crescita. Tutti noi abbiamo la convinzione di sapere tutto, però credo che molte volte è importante avere il coraggio di fermarsi un po', leggere i dati, capire le proiezioni e domandarsi se il tuo sapere ha basi solide. Molte volte ci accorgiamo che il nostro sapere va in qualche modo adattato alla realtà. Ecco, l'incontro di oggi va in questa direzione. Oggi parliamo di scuola. Parliamo di chi siamo, scuola intesa come scuola superiore, scuola formativa, i centri professionali, cioè i ragazzi che dai 14 anni vanno ai 20 anni e in qualche modo poi vanno verso l'università. E cogliamo dati buoni, perché quello che ho visto oggi nel dato in questo bellissimo lavoro di approfondimento fatto non dalla Regione, con la Regione, dalle scuole, da chi in qualche modo, dai ragazzi, dalle famiglie. Allora oggi abbiamo un dato importante, siamo come Veneto certamente all'altezza dell'Europa. L'Europa si è data alcuni parametri nel 2020 si dice, cioè per il 2020 e su questi parametri siamo su quasi tutti i parametri già arrivati al risultato e su alcuni parametri ci arriveremo, però non ci basta, perché se è vero che abbiamo ottimi licei, se è vero che abbiamo parametri rispetto all'Italia molto buoni sulla scolarizzazione, sul livello diciamo, di preparazione dei ragazzi, comunque noi siamo ambiziosi e allora il fatto che ancora oggi molti ragazzi quando escono trovino lavoro, ma cominci a sentirsi il fatto che alcuni ragazzi non lavorano e non studiano, ci deve in qualche modo rendere attenti. Il fatto che ci sia nelle scuole ancora il bullismo, non in dosi massicce ma c'è, deve rendere attente le famiglie a questo. Il fatto che i ragazzi fumino e in qualche modo usino alcol, anche qua, non in dose particolari, ma dobbiamo stare attenti. Allora credo che io oggi nascondo i dati buoni che mi hanno fatto felice, perché credo che per me è importante verificare che abbiamo una bella struttura d'appoggio su cui le nostre famiglie possono contare per il futuro dei loro figli. Ma credo che oggi i campanelli d'allarme sono quelli che ci devono, noi che abbiamo responsabilità, impegnare a lavorare per il futuro. Bene, una fotografia quindi che ci dà punti di criticità ma anche punti di forza che ci permettono di avere una base per il futuro su cui programmare. Ma sì, i nostri professori, le nostre scuole, le nostre famiglie stanno costruendo una classe di giovani che possono vincere la sfida, sicuramente in Italia, certamente in Europa, ma in questo mondo che cambia guardare il mondo. E siccome credo che, come diceva un caro amico qualche giorno fa, oggi è già ieri, i giovani sono il nostro futuro e credo che uno che amministra deve lavorare perché il futuro dei nostri giovani sia il futuro del Veneto che vogliamo. Grazie.